Ci stava. Maonera da Mao. Magari avrete diciamo degli epigoni. Senti, ma ci stava bene questo rumore, il rombo di moto che avete sentito? Non so se l'avete aggiunta Fa parte del gara. questo fa parte proprio del garage. Adesso non so se c'è nella registrazione che avete fatto ufficiale di questo brano, c'è una registrazione ufficiale. Avete messo anche la moto? No. Anche la moto. Sì. Anche la moto, Sì. incredibile. E Questa allora, qua, proprio questa. questa qua, quindi era un effetto, diciamo, sul round che vi portate Seguita eccezionale. dalla pedaliera di Le Bon. Sempre dalla pedaglia. Benissimo. Allora noi stiamo ascoltando praticamente delle vostre canzoni che sono raccolte in un EP. Sono raccolte in un EP che uscirà a giugno, fine giugno. Ah, Tutto autoprodotto da noi. Le registriamo, le suoniamo, le componiamo per quello che possiamo comporre. e no, lo dico perché adesso siamo in streaming e quindi è giusto che vi facciate un po' di pubblicità. Sì, Quindi sì. siamo in prossima uscita, diciamo Sì. tra un mesetto giù di lì. Fine giugno inizieremo anche a metà giugno su Spotify. Sì, sì, poi usciamo sia col CD che su Spotify. Abbiamo anche dei video su YouTube se volete andare a vedere. E Canale come si intitolerà questo diciamo EP? E qui siamo ancora. Non siete già Stiamo andati in litigando, tipografia? stiamo No. litigando. State litigando? Sì. Quale posto migliore per farlo che non pubblicamente? Il Scusa. salotto. È vero? Maurice. No. Almeno quali sono diciamo, le possibilità, se ci sono diciamo, dei candidati? Sì, allora, si intitolerà 13.1 probabilmente. Hai già detto 13.1, che è anche il modo in cui ti Abbiamo esce la voce adesso in 13.1 con un effetto diciamo tutto. esoterico. Surround con la moto. Con la moto. Vabbè, 13.1 potrebbe essere un titolo, però non si sa ancora. Ma ormai l'ha detto. L'ha detto. Stasera ci sciogliamo. Stasera esce. E non fa caldo, ragazzi, ve lo dico subito, quindi è una cosa. Finiscono qui. Va bene, e allora senti, diciamo da questo prossimo EP che uscirà, che abbiamo detto dovrebbe essere intitolato 13.1, che cosa ci fate ascoltare? Edera. Elena? Edera. Ah, Elena, scusate, io lo metto Elena subito. dopo. Una canzone, Dopo. benissimo. Dopo ci sarà, adesso, pardon, Edera, signore e signori, in Maunera. E grazie. Allora, questa canzone è dedicata a chi si arrampica sui muri, chi si arrampica sugli specchi, chi cammina sulle uova, chi rompe il ghiaccio e chi rompe anche tanto il cazzo ovunque. Pieno di scritte, impronte di gatti, attratti, ripicche, incontri distratti, di vernice muffa, oggetti lasciati, di pacche di spalle, di parole date, di quanto ti costa la tua proposta, quanto è alta la posta, un'offerta ad un'asta, di quanto ti costa la tua sudditanza, il non dare importanza ad un'offerta concessa, ad un'ambita promessa. Sono come l'edera che si arrampica, sono la mediocrità che si respira, sono come l'edera che si inerpica e cresco con l'austerità che qui spapola. Facciate, riflessi imperfetti, un gioco di specchi, tra le macchie dei gatti, bidoni e ranfratti, tra scuse e pretesti, tra fumi e favene per potersi spiegare, per farsi valere di quanto ti costa la tua certezza, qualche passo di danza, quale giuste proteste, di quanto ti costa la tua sudditanza, il non dare importanza ad un'offerta concessa, ad un'ambita promessa. Sono come l'edera che si arrampica, sono la mediocrità che si respira, sono come l'edera che si inerpica e cresco con l'austerità che qui spapola, sono come l'edera che si ramifica e copro la monotonia, lo squallore di Delfia,
Maunera, questa era Edera, dico bene, Edera. Questo brano, diciamo, da questo EP che sta per uscire, che abbiamo imparato chiamarsi 13.1, almeno così dovrebbe essere. Sì, ormai è così. Adesso non vi chiedo L'hai detto come tu. mai sto 13.1, una cosa sportiva, una Sì. tattica di qualche sport, Una diciamo. mossa. Una mossa, o forse un effetto sul round, non lo so, dovremmo aspettare, diciamo, fine giugno. Però se possibile io invece vorrei indagare un po' sulle vostre abitudini di band. Avete, diciamo, una saletta, un posticino dove vi trovate, con le cose delle uova, come fate? Hai azzeccato in È pieno. quella lì, è quella certo. Le uova Spieghiamo abbiamo mangiate per- 25 anni fa, le uova sono rimaste lì. Insomma, per chi giustamente non Sì, si occupa, per la colazione cosa acustica. sono queste? Le scatole delle uova, Sì, praticamente, i quelle cartoni delle uova che hanno questa forma questa particolare forma piramidale, che serve a insonorizzare le sale prove di a solito. correggere l'acustica, ma sei meglio di me. Un pochino, cioè, sonorizzare niente, però fa quell'effetto, tanto sa la prova. Tanto Allora, sì. voi, quello è il vostro covo. Sì, il nostro covo e adesso la diciamo tutta, il 13 è, diciamo, il numero civico del nostro covo. Ah, ecco che L'abbiamo vedi detta che tutta, via. riusciamo piano piano, vedi che qualche indizio e siamo andati nella direzione giusta. Sì. Quindi quello è il vostro covo, quello è il vostro Abbey Road, diciamo, se posso così traslando Uguale, il posto. Quindi ci Sì, sarà una anche copertina caldo. che passate davanti sulle strisce esatto, e via. Insomma, certo. ci siamo già fatti un'immagine di questo vostro EP. Perfetto. Allora, senti, come si chiama invece il prossimo estratto da questo 13.1? Prossimo estratto, prima o poi. Prima o poi? Prima o poi Sì, i prima o Maunera poi. qui al Salotto di Mao. Prima o poi l'affronterai, prima o poi ci condurrà al confine lei, la rivincita di noi. Prima o poi ti cercherà, l'hai lasciata dentro, dentro soffoca, quella scelta insolita. Si può dire, ti va. Prima o poi ti stupirai, il momento giusto vibrerà di noi, mescolando quel che sei. La risposta non sarà quello che c'è dentro, dentro libera, una scelta logora. Fai un passo più in là. Si può dire che tutto è successo, ma non è lo stesso. Sconterei tutto subito adesso, ma per rifarlo spesso. Si può dire di tutto lo stesso, anche senza permesso. Stare attenti a quel compromesso e poi buttarlo nel cesso. Stai alla prova. Prima o poi respirerai quello che è rimasto incerto come a noi, forse qualche tempo fa. Che cos'è che toccherà? La tua mano dentro cerca e libera ciò che non ha identità. Con un passo più in là si può dire ti va. Si può dire che tutto è successo, ma non è lo stesso. Sconterei tutto subito adesso, ma per rifarlo spesso. Si può dire di tutto lo stesso, anche senza permesso. Stare attenti a quel compromesso e poi buttarlo nel cesso. Stai alla prova. Si può dire che tutto è successo, ma non è lo
lo stesso. Sconterei tutto subito adesso, ma per rifarlo spesso, se si può dire di tutto lo stesso, anche senza permesso. Stare attenti a quel compromesso e poi buttarlo nel cesso. Stai alla prova. Ma